Buongiorno cari amici e benvenuti nel canale del Marietto Veneziano. Bene, oggi vi voglio raccontare una storia che mi è successa praticamente quando io avevo 10 anni, cioè è sempre una storia di fantasia. Sapete che il vostro Marietto quando si mette a raccontare le storie ha una fantasia pazzesca. Bene, come è successo questa storia? Avevo 10 anni ed era il periodo in cui quel gruppo dell'Aristide, sempre in mia fantasia, mi continuava a rompere le scatoline. Io ero sempre sulla mia scalinata di 175 gradini, solo soletto, e praticamente periodicamente questi arrivavano e mi continuavano a infastidire ed ero veramente terrorizzato, avevo le convulsioni, stavo continuamente dimagrendo e insomma la situazione era veramente disperata, E quindi il vostro Marietto Veneziano la se la vedeva brutta, scappava sempre nei boschi, giocava sempre da solo proprio perché c'era questo gruppo che lo infastidiva. Ma un bel giorno cosa succede? Succede che gli appare davanti al Marietto Veneziano un tipo che sembrava Babbo Natale e lo guarda. Il Marietto Veneziano aveva una camicia bianca, la barba, gli occhi azzurri, i capelli bianchi, e il Marietto Veneziano pensava che fosse uno del gruppo dell'Aristide, e invece questo signore era veramente molto gentile, molto aperto col Marietto Veneziano e infatti subito quando il Marietto Veneziano gli chiede: ma scusa, sei Babbo Natale? E lui gli dice: no, Babbo Natale è una persona pericolosa, io sono un altro tipo. Allora subito nasce un feeling fra questo signore qua e Marietto Veneziano, e questo signore qua, io non posso dire chi era perché era un sogno del classico racconto che vi fa il Marietto Veneziano. Non dico che era Mike Lightman, non lo dico, però dopo 40 anni il pensiero è arrivato lì, no? Perché insomma ci assomigliava tanto. Comunque questo tizio incomincia a parlare con Marietto Veneziano e lo porta nel futuro, perché il Marietto Veneziano viaggia con questa fantasia pazzesca, con questo signore qua che chiamerò fantasia Lightman, no? Viaggiano e cosa succede? Succede che vanno nel futuro e vedono cosa fa il Marietto Veneziano, vedono che questo gruppo in futuro sarebbe stato distrutto, avrebbe avuto dei duri colpi, e vede che il Marietto Veneziano diventa cabalista e fa delle cose un po' strane, brucia libri di Cabala, roba del genere. E vede che questo gruppo, sebbene fosse forte e cattivo, a un certo punto il Marietto Veneziano avrebbe avuto una conoscenza che sarebbe riuscito a fermarli anche a distanza. Però chiaramente aveva 10 anni, in quel momento era in inferiorità numerica e quindi praticamente era sempre un po' sul titubante. Morale della favola: finiti questo incontro, perché sono stati più di uno, il Marietto Veneziano si prese coraggio e non aveva più paura di questi birichini. Quando arrivò l'Aristide un giorno, il vostro Marietto, che era ben rinforzato da queste cose che aveva detto questo signore che diciamo Lightman, tanto per dargli un nome, cosa successe? Successe che gli disse: io non ho più paura di te perché ho il mio amico Babbo Natale che mi ha spiegato che un giorno io sarò molto potente e vi fermerò tutti con un'arma. Al che l'Aristide, che aveva già visto che insomma girava da quelle parti anche la scimmietta arancione, disse: ma chi è questo tipo qua? Il vostro Marietto gli disse che era Babbo Natale e che gli aveva promesso che gli avrebbe dato il cannone spaziale. Al che l'Aristide vuole sapere con che arma il vostro Marietto avrebbe attaccato questo gruppo. Il Babbo Natale aveva solo detto il nome dell'arma al vostro Marietto, perché insomma aveva 10 anni, ma non gliel'aveva mai data. Al che, quando ritorna di nuovo il Babbo Natale, il Marietto dice: sì, vabbè, però quelli là mi hanno detto: ma con che arma è che io li fermerò? Col cannone spaziale. Io, quando sentivo la parola cannone spaziale, mi immaginavo qualcosa modello, o proprio un cannone militare, no? Però da come avevo visto il vostro Marietto sarebbe riuscito a colpirli a distanza, e quindi dicevo: ma come faccio a colpirli a 60, 100, 120 km distante con un'arma? È impossibile. E praticamente questo Babbo Natale gli diede un foglio.
Quando il vostro marietto prese questo foglio, pensò, ma con questo foglio ci faccio le barchette di carta per l'acqua. Come fa un foglio a colpire queste persone, fermarle, che sono così cattive? Queste qui non le fermi mica con un pezzo di carta. Però quel Babbo Natale gli disse così praticamente: guarda, userai questa cosa qua, e si chiama cannone spaziale. Morale della favola: quando tornarono questi tizi, cioè Aristide, quando tornò questo Aristide, cosa volle sapere? Volle sapere com'era e cos'era questo cannone spaziale. Il Babbo Natale gli aveva dato questo foglio e il vostro marietto glielo diede a questo Aristide. L'Aristide, che era sì il classico squadra, compasso, Rolex, Porsche, ville a destra, a sinistra, insomma sapete che solito giro, no? Cosa successe? Prese questo foglio e, incuriosito, andò a chiamare un'altra persona. Quell'altra persona però, quando venne, io non l'avevo mai visto in vita mia, era una persona molto educata e molto probabilmente era un veggente. Quando vide il vostro marietto si spaventò di brutto, perché non solo vide il marietto, ma vide il vero papà del marietto. E quando vide il vero papà del marietto, capì che questi qua si erano andati a infilare nel posto più brutto del mondo. Infatti questo tipo qua si mise in ginocchio e cominciò a pregare: Marietto, perdonami. Io insomma ero terrorizzato da Aristide. Quando ho visto che la situazione era cambiata, dicevo: ma cavolo, ma mio papà è veramente così potente. Morale della favola: questo veggente qua era terrorizzato dal mio babbo, il Fuglietto. E come andò a finire la storia? Andò a finire la storia che il veggente scappò a gambe levate. Aristide per un po' restò tranquillo, anche perché il veggente gli disse chi ero stato nella vita prima e che mi ero incarnato in questa vita così tanto en passant per andare a trovare questo gruppo a vedere. E gli diceva anche che io e il mio babbo ci incontravamo ogni notte al quinto piano astrale e ci mettevamo sempre a ridere delle cose che combinavano questi disgraziati. Morale della favola: questo chiaramente è un racconto a fantasia, non credete in nulla a quello che vi ho detto. Morale della favola: il cannone spaziale è già stato attivato anni fa e questi qui effettivamente aveva ragione Babbo Natale. Si sono sentiti un pochettino giù di corda e adesso non incontro più per strada. Ok cari amici, vi ringrazio di avermi ascoltato fino qui, anche perché il vostro marietto veneziano sapete che i racconti a fantasia li racconta sempre a profusione. Vi chiedo di iscrivervi al canale di Hildegard e del vostro marietto veneziano e di andare a trovare gli ebook sul sito del capitano.altervista.org. È tutto gratuito. Grazie e alla prossima. Ciao.